La soddisfazione dei cittadini. Adesso parliamo però di sanità. In Veneto 7 persone su 10 sono alle prese con le liste d'attesa, a dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito a disagi e segnalazioni della gente, una indagine presentata questa mattina a Mestre. Liste d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza. Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia pareva anche il ginecologo. Così una signora per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione. Quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotate a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. Sulle liste d'attesa, l'ULSS 8 è agli ultimi posti per il rispetto dei tempi nella classifica delle aziende sociosanitarie venete. Il sindacato chiede risposte alla Regione Veneto. Per l'ULSS 8 emerge un dato assolutamente sconfortante per quanto riguarda la possibilità di accesso entro i limiti stabiliti anche dalle ricette per i pazienti che hanno bisogno di visite. Liste d'attesa, i dati dell'ULSS 8 sono sconfortanti, lo dicono CGIL, CISL e UIL alla luce dei risultati del questionario a cui hanno partecipato 3.000 cittadini veneti. Stiamo parlando di cittadini normali, stiamo parlando soprattutto di pensionati, quindi stiamo parlando soprattutto di fragili. Le esperienze di prenotazione degli esami non sono positive. Sulle tabelle viene indicato che nell'ULSS 8 il 78% dei cittadini che hanno risposto al questionario non sarebbe riuscito a prenotare subito la visita. Solo nell'ULSS 4 Veneto orientale la percentuale è più alta. L'ULSS 8 tra l'altro dalla nostra inchiesta risulta una delle peggiori come rispetto dei tempi, il che crea grossissime, enormi difficoltà. Possiamo immaginare insomma anche la preoccupazione e anche di cura delle persone, soprattutto sui più fragili e sugli anziani. Tra coloro che non sono riusciti a prenotare subito, nel campione riferito all'ULSS 8, il 55% non è andato nemmeno a pagamento. Questo perché non tutti possono permettersi il privato, ma oggi i sindacati ricordano ai cittadini che... Una cosa che l'ULSS non pubblicizza è che i cittadini, laddove non venissero rispettati i tempi d'attesa prescritti nella ricetta, hanno la possibilità di rivolgersi ad un privato e richiedere il rimborso della spesa all'ULSS stessa. Ovviamente per la salute dei cittadini è importantissimo il rispetto dei tempi d'attesa indicati nella ricetta medica. Adesso la Regione Veneto è chiamata a dare risposte. C'è stato un primo tavolo con l'assessore regionale alla sanità l'altro giorno in regione che non ha dato assolutamente nessuna risposta, quindi la nostra pressione sarà sempre più forte per poter risolvere questo problema che sta diventando veramente esplosivo per la cittadinanza.